Gazzoni presenta Peppino in pantofole con Peppino De Filippo. Dopo una bella giornata di lavoro, una bella riunione di condominio è proprio quello che ci vuole. Ti distende i nervi. Dice, vabbè, il condominio tutela la proprietà. Va bene, ma ti fa male al fegato proprio. Prendiamo il fatto della guida nell'androne. Ci vuole la guida, fa bello, compriamo. Io ho pagato la mia quota e abbiamo comprato la guida. Eccola là. Che succede? Che la guida va diretta verso la mia porta. Poi a un certo momento gira a sinistra e se ne va per conto su. Ma dove siamo? Io sono costretto a fare 5 metri di pavimento allo scoperto. No, io provoco una riunione di condominio, io voglio l'aggiunta. A me mi spetta l'aggiunta. Prendiamo per esempio il fatto della segatura. 800 righe di segatura. Ma che segature di ebano e segature di mogano? Dice, ma quello sporca le scale perché ci sono i gatti. Va bene, ma prima di tutto i gatti non sono miei. Ecco, mettiamo i punti sugli i. Uno del commendatore la botta lì al 4º piano, il sordo, e l'altro della signorina Lomonica al 2º piano, la paralitica. Poi stabiliamo, chi l'ha detto che se non ci sono i gatti ci sono i topi. Io osservo, io guardo, questo è un palazzo che non ha una formica, e allora che io mi compro un formichiere e lo faccio pagare al condominio? No, questo è un abuso, ma che hanno trovato il pezzo che paga? Io protesto, ecco, io protesto, e subito protesto, ecco, subito protesto. A me mi conoscono poco, veramente mi conoscono poco. Immediatamente io protesto. Illustrissimo signor pretore, è con animo esacerbato e conscio. Scusi signora, ha mal di testa? Prenda subito un cachet ut. Il dolore scomparirà rapidamente. Efficace nelle nevralgie e nei dolori reumatici, il cachet ut non deprime il cuore. Cachet ut.